E quando si mette in moto questa straordinaria energia, ancora del tutto inespressa, anche calpestata, noi vuol dire che le cose marciano e noi vogliamo essere al fianco di questo. Ecco, vedete, tante buone ragioni, Massimo ha elencate quelle che riguardano questa città, per sostenere i nostri candidati, le nostre liste. Io vorrei aggiungerne una di ragione. Noi PD stiamo chiedendo agli elettori in questa tornata amministrativa un voto per la tua città e anche un voto per il nostro Paese. E qui si potrebbe dire un voto per la tua città, un voto per la tua regione e un voto per il nostro Paese. E cioè non dimentichiamoci, io ne faccio di questi incontri, la sensazione, certo c'è passione, c'è un'enorme passione per questa battaglia, i nostri candidati, ma la gente adesso ha delle preoccupazioni ancora più profonde di quelle che non possono essere risolte da un ente locale, più profonde, via. E noi c'è una scheda in mano e deve venire un segnale, e questo bisogna dirlo, e dirlo così: noi non vogliamo spallate, non è questo, non vogliamo l'ora X, non è questo, ma deve venire un segnale da queste elezioni per cui si possa dire, e noi possiamo dire a voce alta: così non si può andare avanti, il Paese deve poter parlare dei suoi problemi e non solo dei problemi suoi. Questo è il punto. E i problemi di questo Paese non sono i suoi processi, non sono i suoi affari, dice, privati. È una specie di media impresa, ho visto quella che ha allestito, poi saranno privati, no? No, per addetti, pubblica relazione, managers, tutto lì. Ma non è quello la questione, e non è neanche, fatemelo dire, perché anche questo ci viene propinato in Parlamento in questi stessi giorni, non è neanche un Parlamento che entri a piedi giunti fra la vita e la morte dei cittadini, non è questo, o che tocca stare attaccati dei tubi finché lo decide Cicchitto e la sua maggioranza. Non può essere questo, sono altri problemi di questo Paese, e ce n'è uno di problema che si chiama lavoro. Io vi chiedo anche in questa campagna elettorale di dare una mano perché il nostro schieramento, e fatemelo dire, in particolare il partito che rappresento, venga percepito come un partito che ha scritto qui lavoro, perché questo è il problema. Per chi ce l'ha e ha paura di perderlo, per chi l'ha già perso e ha paura di non riacciuffarlo, e per la moltitudine dei giovani e delle famiglie dei giovani che sono in ansia per la loro prospettiva. Qui ci giochiamo parecchio del futuro di questo Paese, qui non stiamo parlando solo di condizioni personali, stiamo parlando della prospettiva di questo Paese. Come si fa ad andare avanti così? Abbiamo solo questo dato. Vabbè, sull'occupazione femminile siamo appena sopra Malta, di 27 paesi. Sull'occupazione giovanile avete detto, ma la dico in un altro modo, perché questo tasso di disoccupazione può essere al concreto. In questo momento in Italia lavora solo un giovane su 5 in età da lavoro e è quasi sempre precario. E attenzione che qui non è solo il destino individuale o familiare. Noi stiamo bruciando un bacino di cultura del lavoro, noi siamo famosi nel mondo per il saper fare. Lo stiamo riproducendo? Stiamo riproducendo nei luoghi del saper fare questo necessario scorrimento di generazioni, ma anche l'accumulo di competenze professionali sufficienti. Lo stiamo facendo. E che cosa sta avvenendo nel tessuto della società?
perché il lavoro sì è quella cosa che ti aiuta a sfamare te stesso e la famiglia, ma non è solo questo. Il lavoro è la dignità, è il tuo sistema di relazioni, è la tua libertà, è la tua quota di trasformazione del mondo alla quale hai diritto anche tu. Questo è il lavoro. E quindi nessuno ha le bacchette magiche, basta balle, favole. Però per Bacco questo tema, giorno e notte adesso, dovrebbe essere il tema sul quale impegnare tutte le energie. Tutte le energie. Intanto con una svolta di politica economica non è possibile continuare a pensare che noi possiamo tenere a bada i conti pubblici sacrificando investimenti, non facendo nessuna riforma. Noi lo stiamo massacrando il lavoro così. Ma insomma, ripeto, nessuno fa miracoli, ma se ricordate qualche aggeggio, diciamo, normativo, tipo, che ne so, credito d'imposta per gli investimenti o per la nuova occupazione, se vi ricordate qualche misura tipo ristrutturazioni edilizie incentivate a fini ambientali, eccetera, tutte misure che hanno dato lavoro, ma noi le facemmo quando tiravamo la cinghia, Noi abbiamo fatto manovre più pesanti delle loro e non abbiamo azzerato gli interventi per creare un po' di crescita e non abbiamo azzerato gli interventi sociali. Il fondo sociale noi lo inventammo dentro la manovra di 70 miliardi di euro che facciamo per l'euro, questo che hanno cancellato loro. Qui vi ci vuole una svolta, bisogna che qui gli investimenti, voi qua poi potreste fare il libro di sta roba, sono venuti qua a firmare 2 anni fa 3 miliardi di euro di investimenti, adesso andate a vedere adesso le tabelle allegate al piano di Tremonti, andatele a vedere adesso, di quei 3 miliardi, dico promessi e non mantenuti, adesso come promessa c'è ancora l'Olbia Sassari che tanto lo paga il FAS e poi un 200 milioni di euro, 200-300 milioni di euro promessi. Perché? Perché investimenti erano già bassi, poi la Sardegna l'hanno trattata veramente coi piedi, adesso promette di abbassarli ancora di più e dove andiamo a trovarlo noi un po' di lavoro? E se non si fanno un po' di riforme, a cominciare da quella fiscale per sgravare il lavoro e l'impresa che dà lavoro e la famiglia numerosa che deve non andare sotto una certa soglia di consumi e caricare sulla rendita e caricare sull'evasione fiscale sul serio. Dove andiamo se no? Dove andiamo se no? Guardate la vergogna che hanno seminato. Non so chi di voi legge sui giornali la vicenda di questo Madoff dei Parioli, lì, quello che ha fregato 150, 170, quello lì. Adesso vanno, e loro adesso vanno a vedere la finanza e le autorità inquirenti e tutto l'elenco di quelli che ha maneggiato, consegnato sti soldi per vedere se c'è qualcosa che non gira, no? Benissimo, 600 di questi non può indagarli perché hanno usufruito dello scudo fiscale di Tremonti, pagando la modica cifra del 4% e adesso si sono fatti fare con tombale, quindi non puoi neanche andare a indagare a vedere se è dell''ndrangheta. E poi si parla di lotta all'evasione fiscale, via. Poi corri dietro e massacri la gente con Equitalia, perché no? Perché la lotta all'evasione la fai a monte, no? Se vuoi farla la fai. Riforma fiscale, riforma del lavoro, una ma semplice e chiara, la diciamo, siamo pronti a sostenerla, a parità di costo del lavoro dell'impresa. Per l'impresa un'ora di lavoro stabile deve costare un po' meno e un'ora di lavoro precario deve costare di più, perché se no non ne usciremo. Riforme, aperture di mercati, possibilità dei giovani di inserirsi in luoghi di lavoro, dare un'occhiata al sistema delle rendite, dei prezzi, adesso continuare a fare il tormentone giustamente della benzina a €1. Ma ragazzi, io ce ne avrei per un centesimo fa 450 milioni di euro.
in Italia, 1 centesimo. Hanno raccontato che mettevano 1 centesimo per dare i soldi alla cultura. Così hanno dato la colpa, uno va a far benzina, dice quegli attori disgraziati o la cantante lirica ecco. No, però loro con quel centesimo hanno preso 450 milioni, alla cultura ne hanno dati 180. In più vorrei informare, tanto nessuno ne parla, ne parlo qui, vorrei informare che col meccanismo che noi avevamo bloccato, IVA su accisa e su aumento della cosa, ci sono delle entrate non previste a parte dello Stato che a questo ora dell'anno sono altre 450 milioni di euro, a proposito che non mettono le mani nelle tasche. Stiamo parlando ormai di una miliardata di euro presa su dalle tasche dei cittadini, sottratta agli altri consumi. Dice poi i commercianti vanno nei qua, okay, per forza, e quindi i prezzi, i sistemi di rendita, un po' di riforme nella politica industriale, far qualcosa, far la banda larga, buttarsi sull'efficienza energetica, dire questo Paese che cosa vuol fare infine sulla chimica, sulla raffinazione, dire, pensare, buttare lì una qualche prospettiva e così via. Ora, quando dico da queste elezioni deve venire la spinta almeno poter mettere all'ordine del giorno questo tipo di discussione, non mi nascondo, e vado a chiudere su questo, non mi nascondo che c'è un problema più di fondo che va legato a questo pacchetto di riforme per il sociale, che è un pacchetto di riforme per la democrazia, perché ecco qua la cosa che non mi stanco di ripetere, tema democratico e tema sociale sono la stessa cosa. Noi dobbiamo, tutti noi centro-sinistra, dobbiamo riflettere a fondo su questo punto e non pensare che sia solo, io sento tanta gente, quando andrà a casa, quando lo manderemo a casa, ok, ma quando manderemo a casa lui, avremo mandato a casa anche l'illusione del che pensi me, della personalizzazione, del populismo strisciante, sì o no? Ci saremo convinti che al di là di Berlusconi questo meccanismo che si è introdotto nella democrazia italiana è pericolosissimo perché non decide niente, è arrivato nel crollo della politica, nel disagio dei partiti, è arrivato e ha detto qui non si decideva niente, che pensi me, arrivo io e decido.